Emozioni a caldo quali sono? Niente, siamo partiti in 4 amici per fare una giornata, divertirci, è venuta la vittoria inaspettata, un bel tempo, il mio record, grazie a Vittorio che sta dietro lì a fare l'indiano. Ecco, lo vediamo qua a fare l'indiano dietro di me, però comunque quello che conta è che hai vinto e hai portato un'altra specialità in questo territorio. Sì, la maratona, uno dei pochi friulani che ha vinto la maratona fuori regione, 2 ore e 45, non è un tempone ma è un gran tempo per un vecchietto di 46 anni, quasi 47. Portati bene? No dai, ci siamo divertiti bello, non so cosa dire, una soddisfazione grandissima, ma va via. Senti, si dice che il grande successo è legato al campanile dell'abbazia e quello di Dolegnano, perché? No, per me non è il campanile dell'abbazia di Dolegnano, ma sono le cantine tra Dolegnano e l'abbazia che è diverso. Adesso, a parte gli scherzi, nessuno regala niente, allenamento, siamo lì giù per divertirci, e poi è venuto fuori il tempo, abbiamo vinto una cosa inaspettata, sono veramente contento e voglio ringraziare tutti quelli che sono qua questa sera a passare questo bel momento, a bere qualcosa, a mangiare, che l'importante è anche la festa.